Convegno sulla nuova geografia della giustizia a Portogruaro, una riforma molto importante. Sentiamo adesso il punto di vista del senatore Paolo Scarpa. Paolo Scarpa, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato. La giustizia di prossimità si salverà con questa riforma oppure no? Ho l'impressione proprio di no. Diciamo che c'è un taglio radicale di tutte le sezioni distaccate, non è che ne rimane in piedi nemmeno una. Vengono chiusi i tribunali cosiddetti minori, qui vicino a Tolmezzo, in Friuli o Bassano, in Veneto. Direi che c'è una riorganizzazione molto radicale. Se posso aggiungere una mia considerazione del tutto personale, ottima l'iniziativa di oggi, ma giunge francamente in ritardo. Invece di farlo il 9 luglio, se si faceva il 9 giugno o meglio il 9 maggio, forse era meglio. Perché era meglio? Perché avremmo convinto la Severino forse a cambiare idea? Ma diciamo che forse avere una posizione discussa tra i parlamentari di Portogruaro, il signor sindaco, i sindaci delle cittadine qua vicino e soprattutto gli avvocati, gli utenti, forse era opportuno farlo prima, direi. Noi in tutti questi anni abbiamo sostenuto le amministrazioni comunali per tenere aperto la sezione distaccata di Portogruaro. Ricordo quando accompagnai personalmente il sindaco Bertoncello, ancora parliamo di numerosi anni fa, al Ministero di Grazia e Giustizia. Abbiamo seguito naturalmente la cosa con i vari ministri che ci sono succeduti, da ultimo con il ministro Nitto Palma del governo Berlusconi, con il quale tra l'altro anche in questi giorni mi sono tenuto collegato per capire un po' come si andava a disegnare il quadro. Però insomma, questo taglio di 220 sezioni distaccate è un taglio che ormai è in Gazzetta Ufficiale. Tra l'altro quello che mi permetto di dire è che da un punto di vista del risparmio per lo Stato è un risparmio molto modesto, perché parliamo di circa 50 milioni di euro in 3 anni, quindi non mi sembra francamente, in 3 anni. Quindi non mi sembra questa cosa così radicale. Ecco, forse gli svantaggi per i cittadini e gli avvocati sono maggiori rispetto ai vantaggi per l'erario pubblico.